Capodanno con il sole nel Tigullio. Le previsioni meteo sono buone e descrivono uno scenario favorevole a chi desidera trascorrere l'ultimo giorno del 2018 ed il primo del nuovo anno all'aria aperta, magari coinvolgendosi in uno dei tanti eventi di piazza in programma nel territorio. Un tipo di tempo nel complesso asciutto, come abbiamo vissuto nei giorni scorsi. Non ci saranno temperature anomale come quelle registrate ieri, perché soprattutto il settore centrale, la zona del Genovesato, ha sperimentato valori massimi diurni anche di 20-21 gradi, che sono assolutamente superiori alla media del periodo. Rientriamo un po' più nei ranghi, quindi con temperature più in linea, però sempre un tipo di tempo nel complesso soleggiato e asciutto. Il primo giorno dell'anno sarà caratterizzato da tempo soleggiato o a tratti disturbato solo da nubi alte, ma già sul finire della giornata e poi più marcatamente da mercoledì si avrà un deciso calo delle temperature. Domani ancora temperature stazionarie o cominceranno a diminuire in quota, quindi nei nostri comprensori interni, Val d'Aveto, Appennino orientale, però poi il gelo si propagherà in maniera più diffusa nella giornata del 2, dove sono attese delle nevicate solamente sul meridione italiano e ne sentiremo parlare anche a bassa quota e sul litorale. Da noi, ahimè, dipende un po' dai punti di vista, insomma, per gli amanti della neve non è una bella notizia. Sarà un tipo di tempo molto asciutto, quindi ventoso, con la tramontana e il grecale, che si sa sulla Liguria è sintomatico, insomma, di tempo stabile e di cieli sereni. Aria sicuramente frizzante, gelo in quota anche durante il giorno con temperature abbondantemente sotto zero, e la costa con valori che potranno poi andare sotto la media del periodo nel corso del fine settimana.